Si aprirà domani la 75esima Mostra internazionale d'arte cinematografica al Lido di Venezia. Fervono gli ultimi preparativi in attesa dell'arrivo dei protagonisti di questa edizione. Durante la serata inaugurale, presentata dal padrino Michele Riondino, sarà insignita l'attrice britannica Vanessa Redgrave del Leone d'Oro alla carriera, mentre ad aprire le proiezioni sarà il film d'azione First Man, che narra la storia di Neil Armstrong, il primo uomo sulla Luna. Poco più in là del Palazzo del Cinema, già aperta l'esposizione fotografica che ripercorre le varie edizioni, ospitata nello storico Hotel The Ben. Questa sera inoltre si terrà la proiezione per i cittadini di Venezia del film muto degli anni '20 Golem. Fisher Channel News, Lido di Venezia.